La Pro Favara in Serie D con la nuova denominazione Castrum Favara riparte dalla riconferma del portiere Tommaso Scuffia, 32 anni, di Macerata, a cui è stata affidata anche la fascia di capitano. Scuffia era arrivato a Favara nel dicembre dello scorso anno durante il mercato di riparazione. Alto 1,99 m, cresciuto nella Fiorentina, prima della Pro Favara ha militato sempre in Serie D e C, vestendo le maglie di Canicattiro, Cella, Catanzaro, Melfi, Rimini e Lecce. L'accordo per la sua permanenza in maglia giallo-blu è stato formalizzato sabato mattina alla presenza dei dirigenti Giuseppe Cusumano, Pasquale Capodici e del DS Tino Longo. Il portierone sarà uno dei pochissimi giocatori della passata stagione a ottenere la conferma. Il resto della rosa, nonostante l'ottimo campionato disputato, è libero di accasarsi altrove. Il neotecnico Pietro Infantino e il riconfermato DS Tino Longo sono già al lavoro per costruire la squadra ex novo. La società punta su giocatori di categoria. A Favara intanto cresce l'entusiasmo, la città non vuole farsi trovare impreparata alla quarta serie che ritorna dopo 20 anni e giorno dopo giorno attorno alla società tanti operatori commerciali e imprenditori manifestano vicinanza al nuovo progetto. Un innesto importante è quello del gruppo dirigente della SD Atletico Favara, squadra che lo scorso anno ha militato in prima categoria. Marco Salemi, Giuseppe Castronovo, Carlo Patti, Vincenzo Piazza, Marco Dulcetta, Gioacchino Monreale e Giuseppe Bandiera, dirigenti che in questi anni hanno dimostrato competenza calcistica e gestionale e che daranno un notevole contributo al neo Castrum Favara. Intanto sabato prossimo, 20 luglio alle ore 10, al Castello Chiaramonte, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali, degli organi federali, della stampa e dei tifosi, è prevista la conferenza stampa di presentazione della società di mister Infantino e le campagne relative agli abbonamenti e al marketing.